Non sono più vescovo, però qui sono nato, qui sono stato battezzato, qui sono diventato sacerdote e qui Sua Eccellenza Moscelmaiani mi ha consacrato vescovo. Questo legame resta comunque e questi segni ci ricordano il cammino fatto. Un intenso e accorato applauso ha suggellato i passaggi chiave dell'ultima celebrazione trevigiana di Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. La città si è fermata per l'ultimo abbraccio all'arcivescovo designato alla guida della diocesi di Udine. Ora io ho finito il mio compito, ma la Chiesa di Treviso continuerà il suo cammino. Il Signore, in questi 5 anni in cui abbiamo camminato assieme, ci ha dato segni abbondanti per aver fiducia e speranza. Durante l'omelia più volte l'Alto Ministro ha sottolineato come questi 5 anni alla guida della diocesi abbiano riservato fatiche, ma allo stesso tempo non siano stati per nulla avari di attestazioni, anche da parte di quelle autorità che riempivano i primi banchi del gremito Duomo, i sindaci con gobbo in testa, i leader politici, le autorità civili e militari. Ma quello di Treviso con Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato non è stato un addio. Si tratta infatti di un rapporto indissolubile, come sottolineato dal Vescovo ma anche dal primo cittadino di Treviso nel corso dell'incontro con i sindaci a margine della celebrazione. Direi che abbiamo avuto fra noi un nostro fratello, inteso in tutti i sensi, nella logica di identità, nella logica di storia, nella logica di cultura. Da domani intanto la Santa Sede ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Treviso il patriarca di Venezia Monsignor Angelo Scola. Si tratta di un gesto che fa ben sperare per il futuro di questa diocesi, ha concluso ancora una volta tra gli applausi l'ormai ex vescovo di Treviso.